Per raggiungere i 4 punti tappa dobbiamo tenere in considerazione 2 uscite autostradali sull'autostrada 12, ovvero l'uscita di Lavagna e quella successiva di Sesta Levante. Da Lavagna torniamo indietro in direzione di Carrasco, poi giriamo a destra, saliamo in direzione del Passo della Forcella, ma arrivati a Borgonovo Ligure giriamo a destra e attraverso i paesi di San Siero Foce e Montemoggio arriviamo al Passo del Bocco. Dal Passo del Bocco, girando a destra, evitando di andare in direzione della provincia di Parma, così, andremo in direzione di Varese Ligure. Dopo circa 5 km raggiungeremo una zona che è proprio un fine tappa di Colla Craiolo, chiamata anche la Colla dei Faggi, e successivamente, seguendo questa strada, dopo circa 2 km raggiungeremo il paese di Castego e attraverso una zona che è chiamata Portabò raggiungeremo attraverso vari paesi Varese Ligure. Per raggiungere il paese di Varese Ligure è possibile anche uscire sull'autostrada 12 a Sesta Levante e attraverso le località di Casarzale Ligure, Casali, Missano, Castiglione Chiavarese e Torza. Proseguiremo fino a San Pietrovara. A San Pietrovara, girando a sinistra, in circa una decina di chilometri si raggiunge Varese Ligure. Da Varese Ligure, per salire al Passo di Cento Croci, si prende questa strada molto ampia in salita, così che per raggiungere proprio il Passo di Cento Croci passano circa 13 km. A un certo punto troveremo la deviazione a destra per Caranza, che io non consiglio così, ma proseguiremo dritti e arriveremo appunto al Passo di Cento Croci. Circa 200-300 metri prima, nei pressi del rifugio Passo 100, c'è la deviazione a destra che ci porterà prima al Passo Scassella. Dal Passo Scassella, in maniera molto veloce, in 5 minuti, si raggiunge il Passo della Cappelletta. Nella composizione precedente vi abbiamo fatto vedere 3 tappe molto belle di alta via, ovvero la prima che dal Passo della Forcella ci ha portato al Passo delle Lame, la seconda che ci ha portato al Passo della Spingarda e la terza dal Passo della Spingarda fino al Passo del Bocco. Un riassunto veloce di tutte e 3. Dal Passo della Forcella siamo saliti parecchio, abbiamo incontrato prima la Cappelletta del Bozzale, poi abbiamo trovato varie deviazioni sia sul lato della Val d'Ameto che dall'altra parte verso il lago di Giocopiani, e in maniera molto veloce siamo arrivati al Passo delle Lame. Da qui, per raggiungere il Passo della Spingarda, abbiamo preso una strada larga fino al Passo della Gonnella, poi lasciando questa strada larga dove nella parte di sotto c'è la bellissima zona del lago delle Lame, così siamo saliti in maniera anche abbastanza pendente in direzione del Monte Iono. Arrivata al Passo Predelame ci siamo fermati a dormire lì e il giorno dopo abbiamo raggiunto in maniera molto veloce il fantastico Monte Iono. Sono zone veramente speciali per chiunque le conosce. Dal Monte Iono siamo scesi velocemente al Passo della Spingarda. La terza tappa invece dal Passo della Spingarda ci ha permesso di raggiungere in maniera molto veloce i Prati di Montenero e una lunga discesa ci ha portato al Passo dell'Incisa, famoso anche per raggiungere il Monte Pena. Da qui, attraverso il Passo dei Porceletti, abbiamo raggiunto la zona della Rocca della Scaletta che, come ho detto precedentemente, cioè a seconda anche del meteo o così, se ci fosse bagnato così, è una zona anche abbastanza pericolosa, però diciamo con l'asciutto noi l'abbiamo fatta in discesa e non ci ha creato troppi problemi per arrivare appunto al Passo della Scaletta. Poi una lunga strada larga così ci ha permesso di raggiungere il Passo dei Ghiffi. Prima del Passo dei Ghiffi c'è stata una salita e una discesa che ci ha portato appunto sulla strada asfaltata nei pressi proprio del passo, e una lunga strada asfaltata di circa 3,5 km se non ricordo male ci ha portato al Passo del Bocco. Adesso andiamo avanti e vi presentiamo altre 3 tappe d'alta via. La prima, che dal Passo del Bocco attraverso il Monte Zatta ci ha portato a Colla Craiolo. La seconda, da Colla Craiolo attraverso circa, mi sembra, 16 km ci ha portato al Passo di Cento Croci, e l'ultima tappa molto breve, in sostanza strada asfaltata, ci ha portato al Passo della Cappelletta. Continuate sempre a seguire il canale, l'alta via sta quasi per finire, dopo questo c'è ancora un po' di tappe così che cercheremo di riassumere come le ultime 2, e continuate a seguire il canale perché non è ancora finita, e venite con noi che adesso vi facciamo vedere queste 3 tappe. La nostra avventura continua. Dopo la tappa che dal Passo della Spingarda ci ha portato qua al Passo del Bocco, oggi ci dedichiamo ad affrontare il Monte Zatta. Siamo di nuovo qua sul Passo del Bocco e la giornata
mezza e mezza, abbastanza calda, però con arietta che ci fa piacere, non troppo calda per la stagione in cui siamo. Proseguiamo sulla nostra strada affrontando la salita del Monte Zatta. Appena distante dalla strada asfaltata vediamo il laghetto del Bocco con le sue acque verdi, con le sue ombre, una zona veramente bella con un tracciato molto semplice per escursionisti tranquilli, diciamo. Ora noi facciamo ancora un pezzettino di strada asfaltata, poi tra 2 o 3 minuti giriamo a destra, inizia il sentiero che ci porta verso il Poggio di Buenos Aires, poi verso le cime del Monte Zatta. Il connubio perfetto della natura con l'uomo. Acqua che prova a sfondare gli argini e le opere umane che permettono il contenimento delle stesse e dallo stesso tempo poter far percorrere questi sentieri a ognuno di noi godendo della natura. Una cosa meravigliosa. La nostra amica nebbia ci accompagna sempre, anche nella zona del Monte Zatta, in questa stagione è molto caratteristica. Ammiriamone la bellezza. Poggio di Buenos Aires. Camminare sull'alta via può anche voler dire prendersi le pause nei momenti giusti, soprattutto se si ha la fortuna di dormire in tenda e non avere una meta obbligata da raggiungere. Siamo sul Monte Zatta con la nebbia qua davanti che ostruisce il panorama. È bello immaginare la realtà, ovvero il Monte Rocca Grande, il Monte Tregini, il Monte Porcile, il Monte Alpe e in fondo il mare di Sestri Levante. Abbandonarsi completamente, respirare la natura e lasciar scorrere.
Siamo arrivati al Monte Paratopinello, pratica punto del Monte Zatta più a levante. Niente. Mi sono messo qua in questa posizione per far vedere anche un'altra alta via che parte proprio da qua, l'alta via delle Cinque Terre. Sarà il nome forse, però certi posti si ricordano sempre. Dopo esserci stati una volta non si può non ricordarli ancora. Niente, la nostra gita per oggi è quasi finita, c'è ancora un pezzettino da fare in discesa per arrivare alla Colla dei Faggi, fine tappa di Colla Craiolo. Possiamo andare. Come potete vedere anche gli alberi ci invitano a sorridere. Quindi sorridiamo, via! Bello arrivare a fine tappa e trovare un panorama così. Siamo giunti alla fine della nostra tappa odierna. È stata una tappa molto bella, emozionante perché tutto questo tempo che varia, o di nebbia, o di caldo, o di frescura, il silenzio che è tipico di giornate del camminare. È stata veramente una bella gita. Bene. Adesso io sto guardando alla mia sinistra perché faccio ancora un video oggi, e c'è un rifugio, sembra il caso, sembra c'è una Madonnina dentro, è una chiesetta, un posto all'aperto, è difficile dire, con due anche in pietra laterali, dove c'è il posto per mettere la tenda e niente, e far defluire questa splendida giornata in mezzo a splendidi ricordi. Buongiorno a tutti! Un'altra tappa della nostra Alta Via dei Monti Ligure sta per cominciare. Siamo qua a Colla Craiolo e oggi ci dirigiamo verso il valico di Cento Croci. Però prima di partire dobbiamo lasciare un minimo ricordo di quello che ho vissuto ieri e anche questa notte. Partiamo da questa notte. Il rumore degli animali. Rumore di daini, poi cani che abbaiano, le rondini che non hanno fatto schiamazzo ma si sentivano rumoreggiare leggermente, soprattutto i genitori che stanno aspettando che i loro piccoli possano prendere il volo. Dormire in tenda lascia sempre qualche bel ricordo, qualche ricordo intimo, sempre qualcosa di vissuto. Il mio secondo ricordo è sulla giornata di ieri, in particolare di due persone casuali, due persone come tante, che mi hanno lasciato un ottimo ricordo di vita vissuta. Vediamo se riusciremo a fare qualcosa di bello, soprattutto in futuro, per lasciare qualcosa di importante a qualunque persona avrà la volontà di guardare questi video. Però mi è rimasto veramente qualcosa nel cuore, che spero con tutto il cuore di valorizzare al 100%. Siamo quasi pronti per partire, dobbiamo togliere la tenda, preparare bene tutto e dirigerci oggi verso il valico di Cento Croci prima e se riusciamo anche al passo della Cappelletta dove è mia intenzione arrivare oggi. Andiamo. Salutiamo per l'ultima volta, almeno per quest'anno, le nostre rondini, vi auguriamo tanta vita, tanta felicità e adesso possiamo partire per la nostra tappa.
Mangia, mangia. Non ti disturbiamo. Che meraviglia. Questa tappa, seppur ancora all'inizio, ci sta regalando parecchie belle cose, molto diverse. A questo punto troviamo anche delle zone di pascolo. Infatti abbiamo appena incrociato una mucca. I campanacci delle mucche riempiono l'aria e sussurrano intorno a questi pascoli e a queste vette. Siamo praticamente giunti al passo Chiaparino, che è un punto intermedio dove c'è anche il sentiero che va a Varese Ligure. Abbiamo fatto all'incirca 9 km su 16 di questa tappa di Alta Via e siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto cose diversificate, come spesso accade, dai panorami molto belli sulla Val di Vara e anche sul lato padano, ai pascoli, alle mucche, ai cavalli. Il sentiero finora è stato molto comodo, fatica assolutamente zero e niente, le altre sorprese saranno dirigendoci verso il passo di Centocroci. Questa è la strada da cui proveniamo, con un bellissimo panorama, sempre sul lato della Val di Vara. Non è una chiesa, ma sono le nostre mucche. Siamo praticamente arrivati alla fine della tappa, 5 minuti, 10. È proprio al valico di Centocroci, che dà confine anche tra Liguria ed Emilia Romagna, le province di Genova e Parma. Vediamo lo spettacolo delle paleoliche. Questa è la rappresentazione ideale della bellezza della Liguria. Non abbiamo veramente nulla da invidiare a nessuno. Siamo arrivati alla fine della nostra tappa. Una tappa meravigliosa, veramente. Vorrei partire dal fondo. Da un'immagine di due coppie sedute in un pezzo di verde di fronte all'immensità del panorama che abbiamo adesso. Sembravano come quando qualsiasi persona è davanti allo schermo dentro il cinema, versi il film. Un'immagine veramente tante cose da sottolineare. Mi rimane ancora impresso il mucchio di legni tutte ammucchiate perfettamente, capire come lavora determinata gente, che tengono puliti i sentieri oltre a viverci con la linea locali. Panorami che abbiamo fatto vedere, gli animali, i cavalli. Ogni tappa di Alta Via regala qualcosa di diverso.
dove troveremo altre paleoliche. Siamo appena partiti per la nostra seconda tappa di oggi, ovvero la breve tappa che dal passo di Cinto Croce ci porterà al passo della Cappelletta. Questo è uno dei pochi tratti fuori dall'asfalto che ci descrive un bellissimo boschetto proprio alla partenza della nostra tappa. Poi tra breve raggiungeremo l'asfalto e sarà tutta strada asfaltata fino al passo della Cappelletta. Andiamo. Ammirate che paesaggi! È bello immaginare che da una parte ci sono le mucche nella loro tranquillità e dall'altra parte, a sorpresa, non lo ricordavo, ci sono ancora pale eoliche. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Shades of grey, living day to day. Even when we're free, it's true. The difference is the same. The colors always change, but the song is the same now. In June, lifting us higher. See so clear.